Eccoci con mister David Favero. Oggi non vi è riuscito come era andata la rimonta, il pareggio, ha qualcosa da recriminare o pensa che è il risultato giusto? No, secondo me ho qualcosa da recriminare perché probabilmente il risultato giusto era il pari. Abbiamo preso gol su un'ingenuità nostra e paradossalmente l'azione prima, il nostro numero 8 nell'impatto sul corner ha mandato la palla sopra la traversa, l'azione dopo il Portogallo ha fatto gol. Diciamo che secondo me il risultato di pareggio era il risultato giusto, quindi sono abbastanza rammaricato per il risultato e anche perché poi ci siamo trovati anche con un giocatore importante espulso che ci mette in difficoltà per la partita successiva. Sì, questa espulsione qua, lei che era sul campo, l'ha ritenuta giusta o anche questa poteva sorvolare? Guardi, anche se dico che non è giusta, non cambia assolutamente niente, sono decisioni che prendono gli arbitri, vanno accettate e basta. Il gioco comunque è soddisfatto, solo il risultato che è mancato, la prestazione c'è? No, diciamo che il primo tempo non mi è piaciuto, nonostante non abbiamo concesso chissà cosa, però non mi è piaciuto. Il secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio e si è visto subito che la partita l'abbiamo fatta. Mi dispiace perché era uno scontro diretto, perché se non ero 19 punti noi, loro 22, voi 22, quindi era importante non perdere, era importante fare il risultato. Sì, qua il Portogallo era a 3 punti dai playoff e 3 punti dai playout, perciò... La classifica è corta, il campionato è un campionato duro, bisogna lottare. Sì, Prima capiamo che bisogna lottare e prima ci salveremo. Sì, questa è la seconda di ritorno, i punti adesso si fanno pesanti, c'è poco spazio per recuperare. Lei comunque è fiducioso? Sì, sono fiducioso, però nel girone di ritorno le partite non c'è più tempo, bisogna fare i risultati. Bene, grazie mister. Niente,